C'era una volta, in un villaggio vicino a Manchester, un giovane di nome Edward Barlow. Era il quarto di 14 figli di una famiglia nobile, ma il suo cuore era semplice e pieno di fede. Sin da piccolo, Edward sentiva un forte legame con Dio, anche se per un breve periodo aveva seguito la Chiesa d'Inghilterra. Nel profondo del suo cuore, però, sentiva che la sua vera strada era un'altra e così, nel suo 20° anno di vita, tornò alla Chiesa cattolica romana. Decise di partire per la Francia e di studiare al collegio inglese di Douai. Era un luogo di grande sapere e spiritualità e lì Edward trovò la sua vera vocazione. Dopo gli studi tornò in Inghilterra, ma fu presto imprigionato per un anno senza sapere esattamente il perché. Quando finalmente fu liberato, tornò in Francia e chiese di entrare nell'abbazia benedettina di San Gregorio a Douai, dove suo fratello maggiore era priore. Indossò l'abito monacale e prese il nome di Ambrogio. Nel suo 32° anno di vita fu ordinato sacerdote. Ambrogio tornò in Inghilterra con un obiettivo chiaro: portare la fede cattolica ai suoi compatrioti. Si stabilì vicino a Manchester, lavorando con dedizione e umiltà per oltre 24 anni. Morley Hall, nella parrocchia di Leigh, divenne la sua base. Ogni giorno Ambrogio celebrava la messa, distribuiva i sacramenti e offriva conforto spirituale a tutti coloro che lo cercavano. Era conosciuto per il suo grande zelo e la sua vita esemplare. Viveva in semplicità, scegliendo di abitare con una coppia povera per non distrarsi dalla sua missione. Un giorno un amico disse di lui: era così mite e allegro, il più adatto a rappresentare lo spirito di Tommaso Moro. Ambrogio aveva il dono di attrarre le persone con la sua bontà e il suo umorismo. Nel suo cuore, Ambrogio portava sempre il ricordo di un incontro speciale. Una notte, mentre dormiva, sognò di incontrare Edmondo, un altro sacerdote che aveva assistito durante la sua prigionia. Edmondo gli disse: «Ho subito il martirio e ora dovrai farlo anche tu. Parla poco, perché tenteranno di arrestarti per quello che dirai». Da quel momento Ambrogio visse con la consapevolezza che il suo destino sarebbe stato simile. Fu catturato e imprigionato più volte, ma ogni volta riusciva a essere liberato. Tuttavia, nel suo 55° anno di vita, il re Carlo firmò una legge che decretava l'arresto e la condanna a morte per tutti i sacerdoti cattolici che non avessero lasciato il paese. Ambrogio, che nel frattempo era stato colpito da una paralisi parziale, fu catturato poco dopo aver celebrato la messa di Pasqua. Venne portato davanti a un giudice, che lo rinchiuse nel castello di Lancaster per 4 mesi. Ambrogio confessò apertamente di essere un sacerdote e, quando gli chiesero perché non avesse obbedito alla nuova legge, rispose con coraggio: «Queste leggi sono ingiuste e barbare. Sono qui per guidare il popolo verso la vera e antica religione e continuerò a farlo fino alla fine». Il giudice, impressionato ma non commosso, gli offrì la libertà in cambio del giuramento di non predicare più. Ambrogio rifiutò, dicendo: «Non sono un seduttore, ma una guida per il popolo verso la vera fede». Ambrogio fu condannato a morte. Venne portato al luogo dell'esecuzione,
dove affrontò il suo destino con serenità e coraggio. Il suo sacrificio non fu vano, perché la sua memoria e il suo esempio continuarono a vivere nei cuori di tutti coloro che aveva toccato con la sua fede e il suo amore. La sua vita, dedicata alla fede e al servizio degli altri, fu un faro di luce in tempi bui. Anche oggi il suo cranio è conservato a Wardley Hall, nel Lancashire, e la sua mano sinistra a Stanbrook Abbey, vicino a Worcester. Ambrogio Barlow è ricordato come uno dei 40 martiri d'Inghilterra e Galles, celebrati ogni anno il 25 ottobre. La sua storia continua a ispirare coloro che cercano la verità e la giustizia. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.